È lui il super detective che ha arrestato Matteo Messina Denaro, ma è solo l'ultima delle sue azioni contro la criminalità. Giuseppe Di Liso è il nuovo comandante Carabinieri Legione Veneto. Una promozione arriva da Palermo, dove dirigeva il comando provinciale. Matteo Messina Denaro è stato un risultato che ha raggiunto l'Arma dei Carabinieri e la cattura è stata fatta dal raggruppamento operativo speciale il 16 gennaio a Palermo. La mia venuta in Veneto è stata una scelta del comandante generale, che ringrazio per l'ulteriore manifestazione di stima che ha avuto nei miei confronti. Lavorerò per questa terra con la stessa passione e con la stessa determinazione con cui ho lavorato nel percorso della mia carriera. Sono orgoglioso e fiero di poter servire i cittadini del Veneto. Ci sono voluti anni, ma il successo investigativo va attribuito al raggruppamento operativo speciale, unico organo che ha operato in maniera... Ci sono voluti anni, ma il successo investigativo va attribuito al raggruppamento operativo speciale, unico organo che ha operato in maniera indefessa, in maniera intelligente e con tantissimi sacrifici del proprio personale. Non è mai stato in Veneto, regione in cui la mafia ha sempre più radicamento. Non ho la conoscenza del territorio, sarei presuntuoso a fare eventuali bilanci o a dare eventuali giudizi. Il benessere del personale per il momento e poi la tutela della collettività che mi sarà affidata. Non conoscendo questa regione però che cosa si aspetta? Mi aspetto tanta collaborazione, mi aspetto tanta fiducia, ma soprattutto deve essere una fiducia che dovremo dare prima noi e imparare poi successivamente ad avere dai cittadini. Va in Sicilia al comando della Legione il comandante uscente Giuseppe Spina, la regione di avvicendamento al comando di Padova tra i vertici delle forze dell'ordine e le istituzioni regionali. Deve avere molto coraggio, il coraggio di capire quali sono le proprie responsabilità, il coraggio di mettere giù, di realizzare dei progetti di lavoro e di metterli a terra. E il coraggio poi di confrontarsi con i risultati che la gente ti dice che tu sei riuscito a ottenere. Mi sono piaciuti i Veneti e la terra del Veneto. I Veneti perché sono veramente, come ho detto nel mio discorso, ma l'ho detto col cuore, la cosa che ho colto dei Veneti è che veramente vogliono veramente bene, un gran bene alla loro terra e se ne prendono veramente cura. Come ho detto nel mio discorso, come ci si prende cura delle proprie pertinenze domestiche, quasi che tutto fosse casa loro, le loro pertinenze domestiche. Questo è quello che mi rimane molto del Veneto. E poi devo dire, senza fare confronti con altre realtà, come ho detto anche nel mio discorso, perché veramente è un discorso che ho messo giù col cuore, i Veneti vogliono bene i loro carabinieri, a prescindere. Questo però è molto, ti porta una responsabilità ulteriore, no? Chi ti vuole così bene, a prescindere da quello che fai, e ti comporta che devi veramente fare cose molto importanti e molto serie. Insomma. E come ultimo saluto al Veneto l'omaggio ai tanti militari feriti in servizio. 483. È un numero che ho voluto dare perché bisogna anche, numericamente, è l'unico numero che ho dato, avete visto in questo discorso, ma ci tenevo che fosse l'unico numero e che fosse l'unico numero che potesse essere ricordato. Perché 438 carabinieri rimasti feriti in questi 2 anni è qualcosa su cui, di molto importante, perché c'è una cresciuta, diffusa aggressività che non è più solo verbale, orale, ma è proprio fisica, di persone che vengono sottoposte a identificazione e controllo, che reagiscono in maniera fisica. Anche solo l'altro giorno nel veneziano una 22enne in stato di alterazione emotiva, contrapposizione fisica, un brigadiere ha riportato la frattura dell'omero, 30 giorni di convalescenza. Questo è il quotidiano. E in più con i 6.400 giorni di assenza dal servizio, per un amministratore delegato di un'azienda ha un valore.